Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda questa edizione flash del nostro audio video giornale. Dunque andiamo a fare un riepilogo della cronaca in Friuli Venezia Giulia. È stato arrestato dagli agenti della questura nella tarda serata di ieri il pirata della strada che ha causato la morte di due giovani donne trevigiane e il ferimento di due bambine, di cui una neonata. Si tratta di un uomo di 61 anni, bulgaro ma residente a Pordenone. Dopo aver provocato il sinistro in A28 una volta uscito dal SUV, invece di prestare soccorso si è dato alla macchia, raggiungendo la propria abitazione a piedi. La sua fuga però è durata poco. Oltre al tasso alcolemico abbondantemente sopra la norma, per lui è scattata l'accusa di omicidio stradale con tanto di arresto. Tolmezzo andrà a elezioni anticipate. Nella giornata odierna ha presentata la sfiducia da 12 consiglieri comunali nei confronti del sindaco Francesco Brollo, che ha di fatto fatto cadere la giunta e il consiglio comunale. Il comune era retto da una maggioranza di centrosinistra. Il passaggio del primo cittadino al centrodestra ha di fatto innescato la bomba d'orologeria politica, scoppiata oggi con le dimissioni dei 12 consiglieri vicini all'ex sindaco. E ora cambiamo completamente argomento, andiamo a Udine e parliamo di scuole. Una nuova scuola per Udine che avrà una funzione particolare. Intanto è una nuova scuola dopo tantissimi decenni che non si facevano a Udine, quindi già questa è una grande novità. È una scuola, noi l'abbiamo così intitolata scuola polmone, nel senso che attualmente dopo la prima costruzione verrà usata dal Marinelli, quindi spostamento dei ragazzi del Marinelli per poter fare gli interventi all'interno del Marinelli di efficientamento termico ma soprattutto sismico. Dopodiché, finito il Marinelli, man mano che serve sarà oggetto di altre scuole per poter appunto stanziare temporaneamente affinché si mettano a norma tutte le altre scuole. Questo è importantissimo perché di fatto aiuta a quello che è l'obiettivo della Regione, quello di mettere a norma tutte le scuole nei prossimi anni, ma soprattutto poi rimane. E quindi è una scuola a tutti gli effetti, una scuola di 700 passa alunni, quindi una scuola importante, scuola che riusciamo a costruire in tempi record. Io volevo sottolineare questo perché 5 milioni spesi o si andranno a spendere con progettazione, gara d'appalto eccetera, in meno di un anno riusciamo a mettere giù la prima pietra, quindi è un avvenimento veramente storico. Abbiamo dato pochissimo tempo per costruirla perché è una scuola in bioedilizia, quindi verrà su in pochissimo tempo e soprattutto ha tutti i carismi di efficientamento termico energetico, per cui una scuola secondo me per Udine importantissima. Quanto costerà? Quasi 5 milioni, quindi una cifra anche importante che la Regione ha stanziato e che ci crede, ma era soprattutto necessaria. Avete in programma di fare altrettanto anche nelle altre capoluoghi di provincia? Ma ci sono anche altre idee, tant'è che per esempio mi viene in mente Gemona, per il polo di Gemona si farà una scuola simile, ovviamente più piccola, però simile. Pordenone stanno facendo una cosa simile anche questa, però diciamo che Udine è la prima in assoluto. E con questo servizio chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.